Seconda prova, seconda corsa, prima prova del Super Frustino Tommaso Grassi Hayward. Sono cavalli di 4 anni, lo schieramento: 1 Zeppo Lenartongi Antonio Di Nardo, 2 Zatox Vic Alessandro Gocciadoro, 3 Zebrina Fonte Edoardo Baldi, 4 Zagor San Roberto Andreghetti, 5 Zizan Massimiliano Castaldo, 6 Zemiria Vincenzo Luongo. In seconda fila 7 Zamora Font Marco Volpato, 8 Zach Wild Mario Minopoli, 9 Zaffiro Top Giampaolo Minucci, 10 01 MMG Marco Stefani. Stacco della macchina, l'errore di Zatox Vic. 4 su di una linea è Zebrina Fonta, numero 2 Zatox Vic, poi c'è l'errore sulla curva anche di Zizan, quindi Zebrina Font mantiene la corda, viene attaccata da Zagor San e 200 metri passati in 14,6 alla fine Zagor San passa in vantaggio su Zebrina Font, poi via via gli altri con vediamo in terza posizione cavallo con cui si è cavato il numero all'esterno è Zemiria con Vincenzo Luongo, intanto 400 in 29,4 con Zagor San sempre in vantaggio è 01 MMG, quello terza alla corda che è partito molto bene dalla seconda fila, intanto 45,1 i primi 600 metri, siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Roberto Andreghetti numero con 9 Zaffiro Top squalificato, Fonti in seconda posizione davanti a 01 MMG, poi Zeppo Lenartongi a precedere Zamora Font. Il giro in 1 minuto e 1 decimo, sempre in vantaggio Zagor San davanti a Zebrina Font, poi 01 MMG. Muove ora dalla quinta posizione Marco Volpato con Zamora Font, intanto il chilometro va via in 1.15,3, avanza al largo Zamora Font, affianca ora 01 MMG, ma ora si fa ancora più avanti, passa anche Zebrina Font e va a diretto contatto del battistrada, retta di là in 14,5, Zamora Font prende sotto tiro Zagor San, poi gli altri con Zebrina Font ancora in terza posizione su 01 MMG. Ultima curva con Zagor San e Zamora Font alle prese, Zamora Font sembra più fresca, siamo agli ultimi 150 metri con Zamora Font che attacca Zagor San che però cerca di difendersi, Zamora Font contro Zagor San, Marco Volpato contro Roberto Andreghetti e alla fine è Zamora Font che ha la meglio su Zagor San per il terzo 0-1 MG davanti a Zach Wild al quarto posto. Poi ci sembra Zebrina Font, la vittoria per Zamora Font, la figlia di Pascelest, il training è quello di Pietro De Muro, Marco Volpato alla guida. Qui lo rivediamo battere Zagor San che aveva provato a scappargli, ma con una bella progressione ai 600 finali la femmina viene a vincere per i colori dell'azienda agricola Purlari. La quota in chiusura di 10,66 e regalano 10 punti a Marco Volpato.